Nel mese di luglio abbiamo approvato definitivamente la delibera che dà attuazione agli interventi per il 2008 a favore della comunità immigrata regolare presente nella nostra regione. Con il filone che riguarda la formazione abbiamo finanziato le province, quindi le province riceveranno nei prossimi giorni il contributo per poter garantire anche nel 2009 queste politiche di formazione. Mentre abbiamo destinato, approvando definitivamente il contributo che verrà distribuito tra le 21 ULSS del Veneto attraverso le conferenze dei servizi dei sindaci rivolti agli interventi a favore della donna in immigrazione e dei minori, quindi interventi sul sociale. E poi abbiamo con il collega Giorgetti dato attuazione all'AUSI sociale per quanto riguarda l'accesso agli alloggi con canone calmierato che riguarda tutta la comunità presente nella nostra regione. Abbiamo poi rinnovato a Veneto Lavoro e Italia Lavoro l'osservatorio e la rete immigrazione, che sono degli strumenti importantissimi di cui siamo orgogliosi perché siamo stati la prima regione in Italia ad averli attuati.